Allora, cenavamo, oltre a Redamont, che adesso, questo weekend, e dopo dura per una settimana, quindi è un'ottima occasione, dicevamo delle amiche, ci avevano sollecitati anche dei nostri telespettatori ghiottoni di gelato, ma con quest'anno molto probabilmente ci sarà anche l'apertura a cioccolatteria, caffetteria e pasticceria di montagna, mamma mia. Penso diciamo già che la caffetteria l'avevamo la già, ecco, però la vera novità è che piano piano stiamo aprendo a questi settori perché, per esempio, faccio l'esempio, biscotti tipici di Venezia, no? I bussolai, i baicoli, no? Si potrebbero benissimo abbinare con il gelato e fare anche delle competizioni, delle gare fra coloro che producono i biscotti e i gelatieri, che si accordano e fanno una squadra dove non hai solo quello che produce il gelato, ma quello anche che produce i biscotti tipici veneziani, e allora fai una gara con quelli che arrivano, che sono dalla Toscana, e fanno una gara analoga piuttosto che dalla Sicilia. Ma potrebbe essere anche lanciare la competizione dello strudel. Per esempio, anche quello sicuramente, di competizioni sul settore quello effettivamente dei dolci se ne possono fare all'infinito. Io mi candido già subito come giudice, assolutamente come giudice, come no, ma a parte gli scherzi, sono dei settori molto in crescita. Esatto, in crescita, e poi anche il rilancio hanno tenuto duro nonostante l'Oreca fosse chiusa anche durante il periodo di lockdown. Esatto. Sono riusciti anche a scavalcare questo periodo, perché in fin dei conti la gente anche a casa però voleva gratificarsi. Esatto, esatto. Poi quest'anno noi alla Fiera del Gelato avremo, fra l'altro, questa cosa a me un po' commuove, avremo anche la presenza di Giordano Emendatori, che è stato colui che ha fatto nascere la MEC 3, che era un'azienda artigianale, diciamo, no? È oggi diventato un colosso, una multinazionale, la più potente, forse insieme con la Pregelle nel settore dei semi lavorati per la produzione di gelato. Lui dopo l'ha venduta, adesso ha comprato un'altra azienda non molto grande, la Vaira, e lui viene con questa azienda e prende metà padiglione e viene perché dice: io voglio anche fare la stessa storia che abbiamo avuto grazie a Longarone. Io ho fatto diventare un gigante la mia impresa, voglio ricominciare adesso che ho una certa età con un'altra azienda piccola e farla diventare un gigante, la farò diventare grazie a Longarone. Quindi il fatto che venga anche questo imprenditore così affezionato e così importante nel settore del gelato, Giordano Emendatori, è sicuramente un altro motivo di grande soddisfazione, perché ci deve essere anche un po' il sentimento, quindi non è sempre solo skei, ci deve essere anche qualche volta, no, un po' perché poi il sentimento è quello che può in realtà far marciare molto le cose e poi produrre anche dei risultati economici importanti. Ma per esempio per queste manifestazioni, ne stiamo parlando, che non sono quelle di domani, di questa settimana ormai già organizzata, ma quella MIG Futura o altre, c'è ancora possibilità per gli espositori di iscriversi oppure no? Sì, c'è ancora qualche spazio che si può eventualmente recuperare, soprattutto nella zona che avevo indicato prima, che è quella diciamo dell'entrata, che però fra l'altro è molto visibile perché ci sono tutti i flussi in entrata e in uscita, e quindi lì si può ancora strappare qualche spazio. Ho arredato tutta la mia casetta di Asiago con mobili. No, mi hanno fatto sparire sì, ho letto che lui ho letto tutto il messaggio, è arredato grazie un po' alle idee che ha avuto. Con mobili tipici di montagna, in vero legno massiccio, che danno un calore, tutta la casa molto romantica, non è pubblicità, ma a Redamont è stata l'ispirazione, scrive Luca da Padova. Sì, è bellissimo, anch'io mi rendo conto, però anch'io ho fatto la stessa cosa, ancora prima di diventare presidente, con mia moglie siamo andati a vedere appunto questi mobili, queste soluzioni, ti vengono in mente delle cose che non avresti mai pensato, e siccome magari non sei un architetto che si occupa di arredi, per risolvere questo problema vai alla fiera di Redamont. Guarda che bello che per esempio di una stanza bellissima, ci sono delle soluzioni penso anche per gli alberghi, no, che devono rinnovarsi, per carità, hanno avuto delle batoste pazzesche, però alcuni sono veramente ma nel settore del turismo devi rinnovare ogni volta, più possibile, devi essere sempre competitivo, aggiornato. Esatto, perché infatti molte persone fanno anche giustamente l'osservazione: piuttosto prendo una casetta in affitto, in locazione breve, però coccola, come dice, arredata in modo caloroso, che non una anonima stanza d'hotel che è sempre uguale a se stessa perché non è stata ancora rinnovata. Quindi deve essere poi adesso con la storia di Covid gli appartamenti hanno avuto una crescita nella richiesta molto forte, perché sono tendenzialmente più autonomi e isolati l'uno dall'altro, no? Assolutamente. Quindi, ecco, l'ultima cosa che stavo dicendo della pasticceria di montagna, che lì chi ci sono? Pasticceri
intendete aprire o avete già aperto, già fatto i conti, oppure aziende produttrici come un po' per il discorso del gelato dove parlavate? Ma c'è un'azienda abbastanza importante, storica del territorio, che è la Guarnier, grazie alla quale abbiamo insieme in collaborazione fatto la Dolomiti Oreca, purtroppo l'abbiamo fatta 2 anni fa, insieme a Fiera Foreste. Avevo pensato qual è l'altro settore oltre che quello del legno, delle foreste, tipico di montagna, sempre perché siamo una fiera di montagna, che è importante per lo sviluppo economico del territorio, è il turismo. E allora lì però c'è un grande frazionamento fra tutti gli investimenti turistici, coloro che offrono dai meublé, che offrono gli hotel, piuttosto che appartamenti, piuttosto che i bed and breakfast. Allora è venuto fuori che un settore importante è quello della fornitura, appunto, per gli hotel, per la ristorazione, per il catering, Oreca, e quindi abbiamo fatto Dolomiti Oreca, dove un'azienda importantissima, un'azienda del territorio, che è l'azienda Guarnier. E quindi abbiamo fatto 2 anni fa una fiera bellissima, perché abbiamo come primo colpo abbiamo riempito metà delle padiglioni della fiera, è stato un grandissimo successo, però i due fari che ci devono guidare per una fiera tipica di montagna devono forzatamente essere da una parte l'ambiente, la foresta, le culture di montagna, il territorio della montagna così com'è, e dall'altra parte il turismo. Perché fino a quando non ci saranno quelle esenzioni fiscali da noi auspicate per sviluppare certi settori produttivi alternativi al turismo, prima parlavamo delle segherie, per me le segherie dovrebbero avere costi di tasse zero, esenzione fiscale totale, allora vedi subito che ricrescono e rinascono. Perché altrimenti le segherie si trasferiscono... altrimenti vanno via, chiudono, insomma a un certo punto, no? Tutte queste moltissime attività nel settore dell'artigianato. Questo è l'unico sistema per ripopolare delle aree, se no per il momento, finché non ci saranno le esenzioni, bisogna fare attività di tipo turistico, e anche se alcuni non vogliono, purtroppo bisogna fare delle anche attrezzature, anche degli impianti a fune, perché molti poi possono tutelare l'ambiente e permettere di andare in impianto fumo invece che con un'auto fino sopra un passo, per esempio, e sono, diciamo, delle cose che non copriranno mai tutte le nostre montagne, ma solo alcuni ambienti che permettono uno sviluppo economico, se no i giovani vanno via perché non hanno da lavorare. Però i giovani non vanno via dappertutto perché non si trova manodopera neanche in altre zone molto più agevoli, che questo è un problema trasversale. Anche questo poi è un problema, guardiamo il caso di Venezia, che ha delle similitudini però con la montagna, perché la città lagunare si sta svuotando come le montagne, anche lì ci sarebbe bisogno delle esenzioni fiscali per salvaguardare alcuni settori produttivi, e noi siamo senza giovani, perché se non si fa qualcosa come sistema pubblico per agevolare la crescita, la nascita di attività alternative al turismo, hai un effetto doppiamente perverso del turismo, che da una parte si porta soldi, ma porta soldi perché incita le persone ad andarsene via, ad abitare altrove, ad affittare la casa che hanno, appunto in questo caso a Venezia, e non c'è un'attività alternativa che può nascere, perché il turismo è più vantaggioso e fagocita tutte le altre attività. Però l'arte e le attività artistiche potrebbero trovare bella locazione a Venezia, come anche in montagna. C'è ad Arredamont anche settore arte e legno? Sì, ringrazio per questa domanda, perché il settore arte e cultura, siccome c'è stata e c'è una produzione imponente, a parte ricordare un Tiziano, questi scambi sempre di questo capitale umano enorme che c'è stato fra la zona delle montagne, delle Dolomiti e delle relative vallate Venezia, però ancora oggi c'è una grande produzione artistico-culturale, quindi noi in ogni fiera, noi vogliamo sempre in ogni fiera avere Arte in Fiera, che è un logo nostro, è un marchio nostro che abbiamo sviluppato insieme con delle persone molto preparate sul tema, e quindi abbiamo questo marchio che proponiamo con delle opere d'arte. Ovviamente quando parliamo per esempio a Fiera delle Foreste c'erano tutte le sculture in legno, tutto quello che artigiani del posto hanno fatto. Poi ovviamente però si invitano anche artisti che fanno lo stesso mestiere, le stesse attività da altri paesi, anche non solo altre regioni ma anche altri paesi del mondo. Arte in Fiera è internazionale come manifestazione. Addirittura? Sì, è internazionale e difatti partecipa ogni anno sia alla Fiera di Longarone sia a Cortina a tutte le varie manifestazioni di carattere turistico, e poi anche a Treviso, e poi anche alla Biennale.
E quindi c'è proprio un giro, diciamo, di queste opere d'arte che toccano questi vari posti che ho appena nominato per far vedere appunto la cultura, l'arte, quello che noi... Guardiamo cos'è stata la Biennale a Venezia, no? Partita ovviamente il secolo scorso, quindi è una storia pazzesca alle spalle, ma io mi ricordo era solo la Biennale e poi dopo invece è venuto fuori di tutto, la Biennale arte piuttosto che la Biennale architettura, piuttosto che la Biennale scultura, quindi si può crescere anche in queste direzioni. La cultura è l'industria creativa in Europa, anche qui faremo dei progetti, stiamo impostando dei progetti europei. In preparazione delle Olimpiadi c'è qualche cosa, qualche novità che vedrà? Ma noi lì abbiamo un grande auspicio, ringrazio anche per questa domanda, grazie al Presidente della provincia Roberto Padrin, Sindaco di Longarone, noi abbiamo fatto richiesta al nostro sistema nazionale per avere dei fondi nell'ambito del PNR che possano permettere di ristrutturare 3 dei 5 padiglioni che noi abbiamo, che hanno bisogno assoluto di essere ristrutturati, di essere più, cioè, non dico di arrivare alle fiere tedesche dove, però almeno quella di Bolzano dove sembra di essere quasi a casa propria, talmente si sta bene come, diciamo, comfort e come eleganza della struttura, e sarebbe, ecco, questo il minimo, approfittando di queste provvidenze. Benissimo, allora siamo in chiusura. Gianangelo Bellati, ricordiamo a Redamont dal 30 ottobre al 7 novembre, eccola qui la prossima manifestazione sull'arredamento di montagna, passione per il legno, ma non solo, 141 espositori, 172 marchi aziendali, 12 regioni italiane presenti, 6 paesi esteri, ce ne sono veramente tantissimi, sono attesi 25.000-30.000 visitatori, quindi numeri impressionanti, 17.000 metri quadri di superficie e settori espositivi come mobili, arredi, complementi d'arredo, serramenti, scale, pavimenti, stufe, cabinetti, sistemi di riscaldamento, arredo bagno, materiali per il tessuto e per il restauro edilizio. Di più di così c'è tutto. C'è tutto, benissimo. Grazie e buon lavoro al Presidente di Longarone Fiere Gianangelo Bellati, a voi naturalmente buon proseguimento e ricordatevi per il weekend un'ottima opportunità e alternativa. A presto.